Avvocati senza toga, giusto il tempo di partecipare a Belluno all'assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine e di aderire da lunedì scorso a martedì prossimo allo sciopero nazionale contro il decreto del fare, in particolare contro il ripristino della mediazione obbligatoria. Dopodiché i difensori veneti saranno pronti a tornare a indossare il mantello da guerra, soprattutto nei confronti del decreto di revisione delle piante organiche, che avrebbe dovuto ridisegnare la geografia di tutti i tribunali d'Italia e invece ha mandato al sud tutti i 69 nuovi magistrati. Per tutto il Veneto assolutamente nessuna revisione e c'è effettivamente grosse difficoltà perché le nostre piante organiche risalgono a epoca remota e non si sono adeguate alle necessità locali. Erano stati proprio i vertici dell'amministrazione giudiziaria a dichiarare che il Veneto avrebbe bisogno di 23 magistrati. La ripartizione era anche già stata definita per i singoli distretti. Ora la rabbia è palpabile. Siamo rimasti sconcertati, oltre che delusi, dal fatto che questi 3 giudici che dovevano arrivare non sono arrivati. Pare che ci sia qualcuno che odi il Veneto. E così il Veneto ha deciso di ribellarsi presentando il ricorso al TAR del Lazio contro una decisione che rischia di mettere in ginocchio i palazzi di giustizia, già travolti dall'aumento delle competenze e dalla redistribuzione delle circoscrizioni. Sia Padova che Venezia in particolare avevano avuto questo problema, ma è un problema che si porrà anche per Vicenza su Bassano nel caso in cui non sia accolta quella richiesta di mantenimento del Tribunale di Bassano.